Credo che possiamo anche noi contribuire appunto dall'estero a migliorare un po' la situazione in Sardegna per riconoscere proprio il valore, le potenzialità che sappiamo tutti che la Sardegna insomma, che possa vivere di turismo tutto l'anno, anche non solo di turismo balneare. Sono contenta, sapevo già che c'erano tanti sardi a Parigi, non mi conoscevo tutti. Sono molto contenta di aver partecipato a questo evento e ho fatto anche delle belle conoscenze, spero di rimanere in contatto con le persone che ho conosciuto oggi. Mi auguro di tornare presto a Parigi e mi auguro che le cose che avete pensato di fare si possano realizzare, magari speriamo di realizzarle assieme. Una bellissima iniziativa la vostra che non conoscevo e che da adesso seguirò. Quello che sento con i sardi è quello che mi diceva mio papà, il suo amico è sardo, ha fatto andare in Sardegna, ho tanti legami di cuore con la Sardegna. Avete qualcosa che altri non hanno. Io sento questo spirito di coesione, di forza che trovo nei miei tratti, diciamo, della mia sicilianità. Penso che sia veramente molto importante interagire e poter fare uno scambio, quindi tra i sardi nel mondo e i sardi in Sardegna, e unirsi tutti per migliorare le condizioni in Sardegna. Il processo che abbiamo messo su serve per riuscire a mettere insieme le persone perché trovino delle cose da fare. È importante che la regione faccia il suo, ok? Indiscutibilmente importante. È importante che sia stimolata, ma è altrettanto importante che le cose nascano dal basso.